Mancano poche ore al secondo Bomba Day dell'anno, ma dalle proporzioni più ridotte, visto che riguarderà l'evacuazione in un raggio di 468 metri da via Torino a Mestre, l'area di cantiere per la costruzione dello studentato dell'Università Ca' Foscari, dove è stato rinvenuto l'ordigno bellico. Un briefing nella caserma dei Vigili del Fuoco alle 6 del mattino e poi si partirà con le operazioni per il disinnesco. Sarà un raggio di 468 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno. Le operazioni inizieranno circa alle 6 di mattina, sperando di concludersi intorno alle 13, ecco 13:30. 500 le persone che saranno evacuate, seguite da 90 volontari, polizia locale e di Stato, faranno servizio antisciacallaggio nell'area evacuata. I cittadini possono trovare un punto d'accoglienza in Viale San Marco presso la parrocchia San Giuseppe. Il centro sarà gestito dai volontari della Protezione Civile, che ringrazio. È disponibile lo 041 041, il contact center del Comune di Venezia, per dare informazioni ai cittadini e anche per aiutare chi ha difficoltà di spostamento o di organizzazione. Faremo ulteriori punti informativi presso la stazione di Venezia Santa Lucia e di Mestre per informare i cittadini sui possibili disagi. Stessa cosa anche a Piazzale Roma e lungo il canale San Secondo. A partire dalle 6:30 non sarà più possibile il transito automobilistico su Via della Libertà, nel tratto compreso tra il cavalcavia di San Giuliano e il cavalcavia Rizzardi. I collegamenti tra Venezia e la terraferma saranno comunque assicurati attraverso il cavalcavia di San Giuliano. Il collegamento ferroviario tra Venezia e Mestre sarà invece interrotto a partire dalle ore 6:30. Qui alle mie spalle inizierà l'attività di despollettamento dell'ordigno bellico che è stato ritrovato, un ordigno di 500 libbre della Seconda Guerra Mondiale, e gli artificieri dell'8° reggimento disinnescheranno l'ordigno attraverso il despollettamento, ovvero tolgono le spolette, che sono gli inneschi che, qualora accidentalmente fatti saltare, farebbero esplodere l'ordigno. Una volta despolettato sarà trasportato in camion e poi fatto brillare in mare aperto di fronte alla bocca di porto di Malamocco, a cura del gruppo operativo subacquei Nucleo SDAI della Marina Militare di Ancona.